Arriva dal Movimento 5 Stelle di Agrigento il pieno sostegno alla lotta dei giovani studenti agrigentini che si stanno battendo contro la paventata e ventilata chiusura del consorzio universitario. Come si sa, Vivere Polo Agrigento, presieduta da Liliana Ingiaimo, e Vivere Ateneo con presidente Ivan Marchese hanno avviato da qualche settimana una raccolta firme per scongiurare la chiusura. Oggi il Movimento 5 Stelle si schiera dalla parte dei giovani ed in particolare degli studenti universitari che ogni anno vedono leso il diritto allo studio. Resta inteso, si legge nella nota, che il Movimento 5 Stelle di Agrigento sosterrà gli studenti del polo universitario anche in futuro e si adopererà per quanto possibile non solo a tutela degli stessi e dei loro diritti, ma anche per avere riconosciuto il valore aggiunto che lo stesso dà alla nostra città. In caso di chiusura sarebbero numerosi gli studenti destinati in altre sedi, il disagio non sarebbe solo per chi studia presso il polo agrigentino, ma anche per chi patirebbe dell'aumento del numero degli studenti nelle altre sedi. Sulla questione sentiamo il rettore dell'Università di Palermo, Roberto Lagalla. In questo momento una tendenza nazionale è quella di un complessivo ridimensionamento delle esperienze di decentramento universitario. Occorre quindi rivisitare in termini di sostenibilità economica e didattica il polo di Agrigento, così come tutti gli altri poli decentrati. Io rivendico all'Università di Palermo una politica che in questi anni ha voluto mantenere aperti e funzionanti i poli decentrati. Abbiamo fatto tutto ciò che è in nostro potere per venire incontro alle esigenze rappresentate dal Consorzio Universitario di Agrigento. Non intendiamo deflettere da questa politica perché è certamente la presenza dell'università una valorizzazione del territorio. È chiaro che gli enti locali debbono assumere responsabilità e con essi la Regione. Abbiamo anche esplorato con l'assessore Lobello la possibilità che attraverso il conferimento di speciali azioni formative ai consorzi questi possano trovare anche forme di finanziamento attraverso il Fondo Sociale Europeo. È una materia che stiamo esplorando, ma comunque non intendiamo né ammainare la bandiera né stiamo parlando di chiusura. È però evidente che chi ha responsabilità politiche e amministrative deve sapersele assumere fino in fondo, perché non basta rivestire ruoli, ma occorre saperli interpretare.